Una nuova iniziativa per le spiagge di Jesolo per prevenire i tuffi dei pontili e tutelare i bagnanti. Scopriamo di cosa si tratta con Mauro Zanutto. Assessore, anche sulle spiagge di Jesolo si pensa alla sicurezza, in questo caso sicurezza contro i tuffi dal pontile. Può riqualificare l'Arenile in questo servizio dato da LUISS? Certamente sì, anche perché si incontra in un progetto generale anche quello della messa a disposizione dei defibrillatori da parte di aziende private o comunque associazioni. La spiaggia è dotata anche di questo e naturalmente è un punto di sicurezza in più per quanto riguarda la parte turistica. Federconsorzi sempre più coinvolta a Jesolo, ora anche in attività di prevenzione in sinergia con l'ASL, quindi diventate una pedina sempre più importante sull'Arenile. Sì, Federconsorzi è sempre puntuale e precisa in quelle che sono tutte le attività attinenti al nostro Arenile, alla nostra spiaggia. Tra i compiti istituzionali nostri è quello dell'informazione, della prevenzione e della sicurezza innanzitutto dei nostri ospiti, sia stanziali che pendolari che frequentano la nostra località. Quest'anno con l'istituzione degli steward abbiamo creato questo punto di informazione, questi ragazzi che hanno per compito istituzionale proprio quello di informare il turista in qualsiasi possano essere le esigenze dei nostri ospiti. Pronto soccorso è la prima struttura coinvolta in caso da traumi da tuffo. Com'è il trend negli ultimi anni e che cosa avviene quando c'è un trauma da tuffo? Fortunatamente il trend degli ultimi anni è in netto miglioramento. Nel 2010 abbiamo avuto purtroppo 4 pazienti che sono rimasti paralizzati. Nel 2011 solo 3 pazienti hanno avuto traumi da tuffo, tutti e 3 fortunatamente traumi lievi e sono potuti tornare a casa con le loro gambe. Quest'anno per adesso abbiamo un solo trauma leggero. Che cosa succede? In realtà i nostri fondali sono bassi e sono sabbiosi, per cui il tuffatore arriva in acqua col capo, il capo si ferma sul fondo e la colonna vertebrale, soprattutto la cervicale, viene improvvisamente caricata di tutto il peso del corpo, con possibile scoppio di vertebre e quindi lesioni del midollo che è all'interno della colonna vertebrale e quindi una paralisi da danno del midollo. Direttore, l'azienda sanitaria si è subito mobilitata per cercare di prevenire i traumi da tuffi che possono provocare conseguenze davvero gravi. 80.000 volantini distribuiti su tutta la spiaggia di Jesolo. Mi pare un bel impegno, no? Sì, è un bel impegno che noi affrontiamo questa sfida volentieri perché purtroppo talvolta per una banale leggerezza si possono causare dei danni davvero irreparabili, irreversibili, soprattutto a carico di giovani che spezzano così, come abbiamo scritto nello slogan, le loro vite. Ho sentito doveroso impegnarmi personalmente e far impegnare l'azienda per affrontare al meglio questo problema. La prevenzione prima di tutto. Evidentemente vorremmo che i nostri villeggianti potessero passare e trascorrere le loro vacanze in maniera più gioiosa e festosa come è giusto che sia in questo periodo dell'anno.